Dunque, si parlava di sperimentazioni di questa app Immuni, ma oltre la app Immuni c'è anche la possibilità, così ci è stata venduta, di assoldare i cosiddetti volontari civici, persone, insomma se ne parla di 60.000 persone in Italia addette a, diciamo così, controllare, essere di supporto, ecco, giusto, di supporto alle forze di polizia per quanto riguarda la gestione della fase 2, quindi no assembramenti, distanziamento sociale, il bon ton di questa fase molto delicata. Due ospiti, Emanuele Loperfido, assessore del comune di Pordenone. Assessore, ben ritrovato, grazie dottore per essere tornato ai nostri studi, e l'amico Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ben ritrovati, dottore, grazie. ben ritrovato anche a lei. Dunque, partiamo con Emanuele Loperfido. Volontari civici in servizio anche a Pordenone. Pordenone dice sì, favorevole a questa sperimentazione, se si può dire così, o bastano gli steward che avete già? Guardi, non è che bastano gli steward. Quello che si vorrebbe far fare a questi assistenti civici volontariamente, perché lei ha usato il termine si assoldano, no, verrebbero presi per farli lavorare gratis. È uno sminuire intanto coloro i quali dovrebbero fare qualcosa per conto dello Stato. Quindi se devono fare qualcosa per conto di qualcuno e magari devono prendersi anche delle responsabilità non da poco, come segnalare magari situazioni un po' scomode, è necessario che queste persone abbiano una determinata capacità, la capacità di sapersi relazionare con le persone, saper affrontare anche ciò che si può parare di fronte, come per esempio posso immaginare quanto è successo anche nel nostro centro nello scorso fine settimana. E allora, se abbiamo bisogno di persone che abbiano delle competenze, che siano preparate e che facciano qualcosa di utile, io mi chiedo per quale motivo poi dal centro-sinistra, che dovrebbero essere i primi a onorare il lavoro, quindi l'impiego di una persona per cercare di compiere qualcosa di concreto, dovrebbero farlo gratis. Ecco allora che noi sicuramente abbiamo individuato per primi questo percorso di avere un supporto che lavori parallelamente alle forze dell'ordine, alla polizia locale, per avere un occhio in più sul territorio, e si chiamano steward urbani. Sono preparati, competenti, hanno una formazione e vengono pagati, come è giusto che sia. Quindi noi che abbiamo anticipato i tempi, a questo punto siamo pronti per affrontare anche eventuali situazioni da dover controllare. Detto questo, per quanto riguarda la nostra realtà, siamo a posto così. Raffaele Padrone condivide con quanto detto poc'anzi dall'assessore Loperfido, anche perché si sentono tesi molto diverse, no, su queste nuove figure. È chiaro che Padrone Raffaele, dirigente sindacale di polizia, dice invece di pensare a 60.000, il governo invece di pensare a 60.000 persone a noi sconosciute, perché poi le spiego perché dico sconosciute, penso che sarebbe meglio arruolare magari 20.000 poliziotti, non ho detto 30, ho detto 20.000 poliziotti in più, portare fuori le persone che sono già vincitori di concorso e sono lì fermi in attesa di essere impiegati nelle forze dell'ordine, nella polizia di Stato. Sarebbe stato meglio per il governo fare questa pensata. Non è stata fatta, addirittura non hanno neanche avvisato il ministro dell'interno di questa scelta, quindi le lascio immaginare che tipo di scelta può essere. Io non capisco, io ho sentito l'altro giorno di parlare di questa cosa il ministro del lavoro. Cioè, io voglio dire, di cosa ne capisce di sicurezza il ministro del lavoro? Però detto questo, voglio riagganciarmi a quello che ha detto l'assessore alla sicurezza. È ovvio che non posso essere d'accordo, perché non sapremo neanche chi sono queste 60.000 persone. E gli steward a Pordenone, io sono stato uno di quelli che inizialmente ho detto no alle ronde, perché c'era il poliziotto o il carabiniere che portava a spasso 2 militari disarmati, quindi senza una forza fuoco uguale pari. Non posso dire certo di portare a spasso o andare a spasso da soli 2 persone di cui, siccome c'è un'emergenza, non possono fare un corso di preparazione, quello che è stato fatto per gli steward. È stato fatto un corso di preparazione per gli steward di Pordenone, ricordiamocelo, quindi ben venga, hanno imparato a darci un occhio sulla strada. Il lavoro di queste persone, ripeto, innanzitutto parlano di un lavoro di emergenza, quindi non sapremo neanche chi nell'intervento va. Potrebbero essere persone che hanno
mi dispiace dirlo, magari dei precedenti penali, perché non esiste nella protezione civile la voce se la assistente pedina, civico. certo, Certo, certo. quindi diversamente da quello che è successo per gli steward. Poi che vengono pagati o non vengono pagati, a me personalmente non interessa. Sta di fatto che Lei guarda questa dal punto di vista della tipologia, sicurezza, certo, giustamente. io la guardo sotto l'aspetto sicurezza. Poi non dimentichiamo che questi signori andrebbero a fare un lavoro direttamente sulla persona, ovvero dovrebbero andare lì a dire: guardi, lei è a 2 metri, guardi, lei è in assembramento. Trova Quindi quello che andremo a in 5 trovare. secondi si prende un cazzottone in faccia. Brevissimo, il direttore mi ha non- anticipato, quindi non è l'occhio clinico che fa lo steward e dice: signore, mi pare che lì stanno facendo qualche marachella. Quello che fa lo steward, no, sono persone che andranno direttamente a dare un loro consiglio Certo. a questo. Si fermi un secondo, torno brevissimamente Sì, sì, da prego. lei perché faccio concludere la questione all'assessore Loperfido. La nostra città come ha reagito a questa fase 2 dopo i primi giorni di assembramenti, di un vociare di locali che hanno rischiato anche di essere chiusi? Si è urlato al lupo e adesso la città dal profilo della sicurezza come sta emergendo, assessore? Ma io dico che non è successo niente di tanto diverso rispetto ad altre realtà, anche perché rendiamoci conto che siamo stati tutti chiusi in casa per 2 mesi e mezzo. Ci sarà stato un attimino, qualche giorno in cui uno si sente veramente di uscire di casa e riassaporare un po' di libertà. Teniamo conto che ci sono persone di tante età diverse, ecco allora che dopo i primi giorni in cui bisogna capire che l'emergenza non era finita, che si tornava non nella normalità ma in una situazione quasi simile alla normalità, per cui si è preso un po' di misure sia da parte dei cittadini, sia da parte degli utenti, sia da parte dei clienti delle attività commerciali, sia da parte dei gestori delle attività commerciali e anche da parte dei residenti che si sono resi conto che se per 2 mesi e mezzo c'era il silenzio totale sotto casa, quasi tombale, adesso è una città che, come tutte le altre realtà, è tornata a vivere e quindi ci sono i problemi di tutti. Io faccio un appello a tutta la comunità, cerchiamo di avere senso di responsabilità, senso civico, di avere un po' di comprensione nel caso in cui dovesse esserci qualche momento scomodo. Perché? Perché dobbiamo ripartire, siamo tutti sulla stessa barca, c'è bisogno di tutti, anche delle attività commerciali che lavorano nella nostra città, oltre che dei residenti che lavorano, quindi bisogna fare un lavoro di squadra e nel lavoro di squadra bisogna avere rispetto per il lavoro di tutti e anche per il diritto alla quiete di tutti, Certo. però siamo tutti sulla stessa barca, evitiamo subito toni alti, cerchiamo la collaborazione perché dobbiamo assolutamente con uno sforzo unitario superare questo momento di difficoltà. L'occhio invece clinico della sicurezza del poliziotto e sindacalista Raffaele Padrone, che cosa dice invece? Perché qua si è visto dal punto di vista politico-istituzionale, giustamente l'assessorato. È chiaro che la sicurezza invece deve essere gestita sì, sotto un altro tipo di profilo. ripeto, noi dobbiamo attenerci a quelle che sono le disposizioni di tutti i decreti e di tutti i PCM che girano in queste ultime settimane. È chiaro che se ci viene detto di fare la contravvenzione a chi non indossa questa mascherina, mi auguro che, visto che poco fa il governatore del Veneto abbia detto dal 1° giugno, scusate, fine della mascherina, speriamo che anche il governatore del Friuli Venezia Giulia prenda la stessa decisione, ci faccia andare in Veneto, nelle nostre spiagge, e ci faccia togliere questa mascherina all'aperto. È chiaro, ripeto, che laddove i nostri rappresentanti ci dicono di fare le contravvenzioni perché chi non ce l'ha, dobbiamo fare. Che poi è solo questa, perché Pordenone, prima lo diceva l'assessore, Pordenone mi pare che rientri una nelle normalità di tutte le città, anzi forse noi come polizia abbiamo fatto sicuramente meno contravvenzioni di quello che hanno fatto a Napoli e a Milano, quindi signori, io penso che siamo anche in una situazione di normalità. E quello che dicevo sabato, passando velocemente ai suoi studi, io faccio l'appello ai giovani, perché se poi i giovani creano questo problema, oltre a pagare loro, paga il gestore sì, e il gestore certo. non ha tempo di stare fuori a vedere se hanno la mascherina, se sono 1 metro, purtroppo pagano loro, e penso che questo è un danno che i giovani certo. creano all'amico gestore.
Grazie allora ad entrambi, grazie ad Emanuele Loperfido, assessore del Comune di Pordenone, grazie anche a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ci vedremo ovviamente la settimana prossima. Grazie a Grazie lei. ancora per Grazie, essere stato buonasera con e buon noi. weekend. A Udine i dirigenti degli istituti scolastici vanno più veloci della politica e si sono uniti elencando una serie di necessità per l'avvio del prossimo anno scolastico, ma anche di proposte.